c'è nulla di nuovo sotto il sole, ricordiamo i cittadini che sono a governare, verranno a governare e governeranno l'Italia coloro che sono stati mandati a casa dai cittadini italiani il 4 marzo 2018, questo è il vero tema e sappiamo già quali sono le idee. Rispetto ai grillini saremo proprio lì attenti a vedere quali saranno le decisioni sulla TAV del Veneto. E rispetto a tutto il tema delle infrastrutture penso e ricordo a tutti che abbiamo la Pedemontana in piedi e poi non ultimo è bene ricordare anche la grande partita delle Olimpiadi. Ricordo che i grillini ci hanno detto le volete, ve le pagate. Sull'autonomia c'è da dire che il PD sappiamo già come la pensa, ha fatto un ricorso avanti la Corte Costituzionale per bloccare i veneti al referendum. Ci stati 14 mesi in Corte Costituzionale, la Corte ha dato ragione a noi e per questo motivo noi siamo andati a fare il referendum. È lo stesso PD che oltre a portarci in tribunale per il referendum ha fatto di tutto per farselo celebrare male questo referendum. Ricordo che ci hanno vietato la tessera elettorale, ci hanno obbligato a pagare i militari i seggi, hanno mandato avanti altri 3 ricorsi al TAR, insomma ce n'è per tutti i gusti. È il PD che ha fatto appelli per non andare a votare, il PD che ha fatto appelli per votare no, insomma questo è quello che ci aspetta sotto il sole. Adesso vedremo quanto bravi sono.